Un colpo programmatosi nei minimi particolari, quello messo a segno la scorsa notte ai danni della DB SpA di Via Grande a Cassola, azienda che conta una quarantina di dipendenti che produce catene d'oro ed argento. Proprio all'argento puntavano i malviventi che si sono assicurati di poter lavorare indisturbati bloccando la principale Via Grande, posizionando grossi mezzi da cantiere per inibire l'accesso alla ditta. Almeno in 6, usando una ruspa, hanno quindi raggiunto lo stabile sfondando prima i 2 cancelli d'accesso per poi raggiungere il retro e qui a più riprese hanno letteralmente abbattuto il portone blindato che porta all'interno dei laboratori. Le immagini sono più che mai eloquenti. Si vedono i malviventi che con addosso caschetti muniti di torcia arrivano a piedi e poi il grosso mezzo che si abbatte più e più volte contro il portone sino a buttarlo giù facendo scattare l'allarme anti-intrusione collegato al titolare Giovanni Maria Bizzotto e ai carabinieri. Quando parte l'allarme mi esce nel telefonino le immagini, quindi li vedevo in diretta. Solo che per venire qua ho dovuto fare tutto il giro, andare per San Zeno e attraversare la ferrovia. Quando sono arrivato naturalmente non c'era più nessuno. Distrutti gli impianti interni, danneggiati alcuni in maniera irreversibile, macchinari da centinaia di migliaia di euro. Il comando ha quindi caricato sulla benna della ruspa bobine di catene d'argento per poi scappare. Quando i militari sono arrivati, i predoni si erano già dileguati, passando attraverso il vicino binario della ferrovia, che ha riportato danni, rendendo necessario bloccare temporaneamente il transito del treno. Stamattina è passato il primo treno, i carabinieri hanno provato a fermarlo o a rallentarlo e quello è passato fortunatamente liscio, ma dopo hanno constatato una differenza di misura parecchio alta dei binari, per cui hanno interrotto la circolazione dei treni. Tutto in 13 minuti. Persone che sapevano benissimo come muoversi e non si esclude che la mente dell'azione criminale sia un terzetto sulle cui tracce da tempo sono le forze dell'ordine, formato da 3 ex militari dell'Europa dell'Est che avrebbero già colpito in altre parti d'Italia.